Radio Veneto 24, le interviste del direttore. Ben ritrovati da Giorgia Gai alle interviste del direttore. Oggi sono con Antonio De Poli, senatore dell'UDC, questore a Palazzo Madama. Radio Veneto 24, le interviste del direttore. Ben ritrovati da Giorgia Gai alle interviste del direttore. Oggi sono con Antonio De Poli, senatore dell'UDC, questore a Palazzo Madama, padovano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Senatore, dato che abbiamo salutato da poco il 2023, le chiedo un bilancio dell'anno dal punto di vista delle azioni del governo e del Parlamento per il Veneto. Il 2003 è stato, per noi l'anno di partenza. Le elezioni sono state nell'ottobre del 2022, quindi a fine anno, quindi il 2023 è stato il primo anno. Diciamo che si sono messi in campo tantissime cose importanti e un governo di centrodestra che ha dimostrato di esserci in maniera forte e con l'attenzione verso chiaramente le fasce più deboli della nostra popolazione e in modo particolare anche rispetto a tutte le categorie economiche, quindi in modo particolare in Veneto i piccoli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, e quindi attenzione verso questo mondo che tante volte è stato lasciato in parte dopo un Covid, una crisi energetica che abbiamo visto purtroppo che c'è stato alle porte l'anno scorso e l'altro anno, e altrettanto un contesto internazionale dove sia a livello europeo, vediamo quello che sta succedendo in Ucraina e in questi giorni anche in altre parti del mondo, ecco, le guerre che pensavamo che non ci fossero più, invece ancora una volta un contesto internazionale europeo che ci deve far fronte a delle situazioni che stanno cambiando, e credo che questo abbia fatto riflettere tantissimo le persone che non erano più chiaramente in un contesto del 2024, 2023, del 2020 si pensava che non succedessero più queste cose, invece negli ultimi anni abbiamo visto delle situazioni completamente nuove e impensabili dal Covid in poi, che nessuno di noi pensava di averne di fronte. E il 2024 cosa ci riserverà? Il 2024 è un anno molto interessante. Diciamo che già fra qualche giorno per il Veneto avremo un contesto che stiamo aspettando da anni, che è quello dell'autonomia, e quindi la legge passerà, adesso fra poco verrà in aula al Senato e approveremo finalmente un'autonomia delle regioni, che significa dare la possibilità a chi ne ha competenza, che ne ha la capacità di poter avere le materie dirette e quindi di gestire direttamente quelle che sono le nostre risorse, ma ancora di più le nostre competenze. E credo che il Veneto su questo, è stato chiesto con referendum, più di 2,3 milioni di abitanti ha chiesto questo, finalmente raggiungeremo l'obiettivo. È chiaro che è la prima legge, dopo ci saranno i decreti attuativi, i LEA, i livelli essenziali che dovremo andare a definire materia per materia, ma è un primo passo fondamentale, importante per raggiungere un obiettivo. E insieme con questo è quello delle grandi riforme che abbiamo di fronte col PNRR, per avere tutte le risorse, tra cui quello della giustizia, un altro grande tema che è fondamentale per ognuno di noi, la legge uguale per tutti, diciamo, sia da un punto di vista civile, amministrativo e penale. Credo che questo sia un grande aspetto. E l'altra considerazione, che è il masso, uno dei più importanti che abbiamo in negativo in Italia, che è quello della burocrazia. Veniamo alla politica. Il centrodestra alle europee e alle regionali come si muoverà? Ma io credo che il centrodestra sicuramente unito, al di là delle differenziazioni che è giusto che ci siano in una famiglia, ognuno porta avanti la propria, ma il centrodestra, come voi sapete, le elezioni europee sono elezioni proporzionali, direttamente proporzionali, quindi ogni partito correrà per il suo obiettivo, quindi ognuno per la propria parte, non ci sarà la coalizione, perché il sistema elettorale è completamente diverso dal sistema italiano, quello europeo, completamente proporzionale, e ricordo che c'è lo sbarramento del 4%, quindi uno sbarramento importante e fondamentale che ci vedrà di fronte. Tra l'altro nel 2024, come dicevo, ci sono molti comuni che vanno al voto, quindi città capoluogo dove il centrodestra si sarà unito, ma soprattutto ci sono anche 5 regioni che vanno al voto quest'anno, al di là del 2025 che sarà un altro anno fondamentale per il Veneto, vorrei dire, ci saranno le elezioni venete, però ecco, quest'anno quindi nelle 5 regioni si sta chiudendo chiaramente gli accordi, quindi anche lì saremo tutti uniti e tenteremo di portare a casa tutte e 5 anche quest'anno. In queste settimane si parla molto del terzo mandato in riferimento all'eventuale ricandidatura di Luca Zaia. Lei cosa ne pensa? Ma io credo che i cittadini hanno la facoltà della
scelta. Se uno viene votato, io sono sempre per il fatto che chi viene votato è la democrazia, al di là di qualsiasi altra considerazione, quindi rispetto a questo personalmente non ho preclusioni su mandati, io li lascerei anche tutti i sindaci eccetera, perché se uno viene votato, voglio dire, è giusto che faccia il suo mandato elettivo e la democrazia porta a questo. Poi è chiaro che assieme con le elezioni l'anno prossimo regionali fondamentali per il Veneto ci saranno, io spero che ci siano anche le elezioni della provincia, che si ritorni alle province elettive, quindi che i cittadini decidano il proprio presidente, i propri consiglieri provinciali, perché questo vuol dire far ritornare la politica in mezzo e tra la gente e non eletti degli eletti. Oggi si eleggono dai consiglieri comunali, quindi è un secondo livello, quasi come un consorzio, non più che un'elezione elettiva, ma la provincia abbiamo visto o si cancellavano, ma abbiamo visto nel tempo che questa riforma non ha funzionato e quindi è giusto ridare alle province i propri compiti e chiaramente devono essere eletti dai cittadini. La regione chiaramente è l'organo supremo secondo me per quanto riguarda ogni regione, quindi per quanto riguarda il Veneto sarà un test fondamentale che sarà a scadenza a ottobre, primi di ottobre, o qualcuno si presume che venga spostata di qualche mese per portarla nell'anno chiaramente poi e non in autunno, ma al di là di questo sarà un test importante, quindi il 2024 è la premessa per organizzare il 2025 per quanto ci riguarda noi come veneti, per le elezioni regionali, per tutto quello che ne consegue. Da poco è stata varata la manovra, le chiedo un commento e di spiegarci le principali novità per le famiglie e le imprese. La manovra è stata improntata in modo particolare sull'abbattimento delle tasse e dare la possibilità di avere delle risorse in più nella busta paga dei lavoratori, e credo che questo sia un aspetto veramente fondamentale e importante. Abbiamo abbattuto il cuneo fiscale quindi nelle imprese, quindi possono avere più assunzioni con minore tassazione, e nella busta paga a seconda dei redditi ci sono contesti delle risorse in più, e credo che questo sia un aspetto veramente importante e che riguarda circa 14 milioni di lavoratori. È stata un aspetto fondamentale, non abbiamo voluto parcellizzare tutta una serie di cose, ma abbassare le tasse e dare più risorse ai lavoratori e dare più possibilità alle imprese di poter assumere. Credo che questo sia l'aspetto fondamentale. L'altro aspetto di aiuto alle famiglie, abbiamo dato più di 1 miliardo a tutte le famiglie bisognose, di interventi specifici aiutando per il bonus famiglia, il bonus asili, per quello che riguarda le bollette per le famiglie più in difficoltà, quindi anche lì un aiuto strategico ben chiaro chi ne ha bisogno. Altrettanto sul capitolo delle imprese siamo intervenuti anche qui con l'abbattimento di deduzione del 120-130% per chi assume a tempo indeterminato o per chi assume persone che sono chiaramente persone con disabilità, persone che hanno problematiche in famiglia o che erano del vecchio reddito di cittadinanza, che adesso chiaramente è stato chiuso col fine anno. Quindi abbiamo cercato di dare un'impostazione della finanziaria con le risorse che c'erano, il più possibile dando aiuto a chi ne ha bisogno come cittadini, famiglie, e dall'altra parte aiutando le imprese, tutte le imprese. Senza dimenticarci che col PNRR, con tutta la transizione green, abbiamo portato più di 12 miliardi e mezzo circa alle imprese per fare tutta questa transizione, e credo che questo sia un altro aspetto importante che abbiamo riconvertito all'interno del PNRR quando abbiamo fatto la riconversione, per non perdere le risorse che se no nella progettazione iniziale non ci dava più questa possibilità, e quindi abbiamo cercato di concentrare il tutto all'interno di questi aspetti della manovra, che è una manovra secondo me molto seria, concreta, non ha fatto fronzoli di altro genere, ma ha cercato di concentrarsi soprattutto da una parte lavoratori, dall'altra parte imprese, che vuol dire artigiani, commercianti, mondo agricolo e chiaramente l'impresa nella sua totalità. Io ringrazio il senatore Antonio De Poli per essere stato con noi. Grazie a voi, gentilissimi. Buona giornata a tutti. E con voi ascoltatori l'appuntamento è alla prossima puntata dell'intervista del direttore. A presto.